Le locali dell'Union Volley Jesolo, in divisa nera nel primo set alla vostra destra, allenate da Massimo Polesel e Stefano Polato, giocano con Beatrice Polesel alzatrice, Elisa Muzzupapa opposto, il capitano Ilenia Bars e Chiara Bottan schiacciatrici, Arianna Guiotto e Maria Elena Montagnier centrali, Silvia Martin libero. Le ospiti dell'Asolo Volley nel primo set alla vostra sinistra, guidate da Fabrizio Sabadin, schierano l'alzatrice Irene Dussin, il capitano Chiara Panazzolo opposto, Sonia Gatto ed Erika Maggiotto schiacciatrici, Valentina Bazzacco ed Eleonora Panazzolo centrali, Laura Dussin libero. Le locali iniziano con buona regolarità in attacco, guadagnando un vantaggio crescente. Il servizio della Guiotto manda avanti sul 18-13 Jesolo, che allunga ancora sul 23-16. Asolo rischia il tutto per tutto forzando il servizio con Sonia Gatto, riuscendo ad annullare il passivo sul 23 pari. La ricezione veneziana va in tilt, l'attacco non riesce più a passare e le ospiti vedono premiata la loro caparbia reazione vincendo il primo set per 25-23. Coach Sabadin inserisce l'alzatrice Francesca Simonetti per la Dussin, l'opposto Susanna Favaro per Chiara Panazzolo e conferma in banda Emanuela Rubin, già subentrata la Maggiotto nel corso della prima frazione. La ripresa vede calare vistosamente l'efficienza delle trevigiane in ricezione e soprattutto in attacco, mentre le ragazze dell'Union migliorano a muro e in difesa, limitando gli errori in fase di contrattacco. Jesolo fa il break portandosi avanti sul 9-5, mantenendo costantemente 5-6 punti di vantaggio per l'intera durata del secondo parziale. Asolo prova a rimontare forzando la battuta, ma stavolta gli errori superano i punti all'attivo, agevolando così le giovani jesolane che conquistano il secondo set per 25-20. Nell'Asolo, Irene Dussin rientra al posto della Simonetti. L'ottimo turno in battuta dell'alzatrice trevigiana avvia lo sprint delle ospiti, subito in vantaggio con un severo parziale di 6-0. Le jesolane si disuniscono in ricezione e si fan prendere dal nervosismo. Ne risentono in negativo le percentuali in attacco che si riducono ai minimi termini. Le trevigiane neutralizzano con facilità le deboli conclusioni dell'Union, espandendo il vantaggio sul 14-3. Oltre alle valide Gatto e Bazzacco, buono anche il rendimento della banda Rubin. La seconda metà della frazione scivola via senza problemi per l'Asolo, che gestisce comodamente l'ampio margine chiudendo il terzo set sul 25-17 col primo tempo vincente di Valentina Bazzacco. Nuovo cambio per le ospiti, che ripartono con la centrale Alice Andreatta per Eleonora Panazzolo. Il match torna equilibrato, il gioco piacevole. Per le trevigiane risulta importante l'apporto dell'opposto Favaro e della banda Gatto. L'Union risponde con le violente schiacciate di Chiara Bottan e Ilenia Bars, conquistando il break grazie al valido contenimento del muro e alle efficaci finalizzazioni delle bande. Le ragazze di casa staccano le trevigiane sul 17-13, replicando le conclusioni di Sonia Gatto con le ispirate Bars e Bottan. Asolo gioca discretamente, colpendo anche dal centro, ma non riesce a ridurre il passivo accumulato e Jesolo porta a buon fine il quarto parziale aggiudicandoselo per 25-19. Avvio del tie break da dimenticare per le ragazze dell'Union, vittime dell'insidiosa battuta di Sonia Gatto. L'Asolo fugge sul 6-1, cambiando campo in vantaggio per 8-4. Sostenute dall'incessante tifo del pubblico amico, le veneziane non si danno per vinte e costruiscono la rimonta punto su punto rientrando sul 12 pari. Determinanti in negativo l'imprecisa ricezione trevigiana, in positivo la prova del muro jesolano, capace di limitare fortemente l'efficacia degli attacchi portati dalle bande avversarie. Asolo comunque ha la grossa occasione di vincere, ma sul 14-13 la Rubin manda fuori il contrattacco decisivo. Ancora col pensiero al pallone sprecato, la Rubin viene murata. Union 15, Asolo 14. La palla scotta, il braccio diventa braccino. Il muro di Jesolo respinge tutto. La Dussin alza ancora in posto 4, ma il pallone resta nel campo trevigiano. Ed è gran festa per le ragazze dell'Union. Nell'ultimo set ci è mancata un po' la cattiveria, soprattutto quando abbiamo raggiunto i 10 punti noi, però è stata una bella partita, c'è tanto da lavorare ancora, ma la volontà, no, almeno da parte nostra, c'è. Il nostro obiettivo è quello di
formare bene le ragazze, il gruppo giovane, e noi ragazzi di 20 anni siamo di supporto, comunque il nostro scopo è quello di divertirci come abbiamo fatto questa sera. Abbiamo sofferto molto il primo set e abbiamo mollato il terzo, poi però ci siamo subito riscattate e abbiamo dimostrato quanto era importante per noi vincere questa partita e arrivare prima in classifica. Siamo ancora in corsa in provincia col campionato Under 16, siamo in corsa in campionato Under 18 e questa Serie D serve per elevare quella che può essere la nostra qualità tattica in questo momento. Stiamo ancora lavorando sotto l'aspetto tecnico, forse più che tattico, e chissà, più avanti insomma cominceremo a guardarci bene negli occhi e cercheremo di capire quanto grandi possiamo diventare. Adesso con tutte le giovanili faremo dei nuovi incontri, tornei nel giro nella regione, per cui speriamo bene, il nostro futuro sarà sempre quello di portare avanti i giovani.